Sì.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Benvenuti a tutti e buona domenica. Il Signore Gesù oggi ci ha invitato. Noi siamo qui perché Lui ci ha fatto un invito e perché ha qualche cosa da dirci. La sua parola è per noi e oggi ci dice che bisogna fare attenzione, che è importante metterci in ascolto di quello che il Signore ha da dirci. E noi vogliamo accogliere tutto quello che Dio ha preparato proprio per ciascuno di noi. E all'inizio di questa celebrazione chiediamo al Signore anche il perdono di tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Ripetiamo insieme. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu prepari il frumento per gli uomini. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di messi, gridano e cantano di gioia. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia.
Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi ascolti. Parola del Signore. Al Signore piace parlare con parabole. Una parabola che cos'è? È un piccolo racconto tratto dalla vita di tutti i giorni, dalle cose conosciute e semplici. Un racconto semplice che però dice una realtà grande, importante. E allora il Signore tante volte, per far capire le cose più importanti, usa fare questi esempi tratti dalla vita di tutti i giorni. Anche abbiamo sentito la prima lettura. Il Signore parla della pioggia che scende dal cielo o la neve che scende dal cielo e dice: se scende dal cielo ci sarà un motivo. E ha un compito da portare a termine e quel compito lo porterà a termine. Perché la pioggia scende dal cielo? Per irrigare la terra, per dissetare chi ha sete, per dare vita alle piante, agli animali, anche agli uomini. L'acqua, la pioggia che scende dal cielo dà vita, fa germogliare i semi, fa crescere la natura. Ebbene, dice il Signore, l'acqua che scende dal cielo ritornerà anche al cielo, rievaporerà, andrà di nuovo in cielo, però non lo farà senza aver compiuto quello che deve compiere. Ebbene, nello stesso modo è la parola di Dio. C'è una parola di Dio, perché Dio parla e Dio parla spesso, anche molto più spesso di quello che noi ci potremmo immaginare. Ha tante cose da dirci e le sue parole arrivano, scendono come dal cielo sulla terra e sono parole che danno vita, che fanno crescere, che fanno germogliare il bene dentro di noi, che ci danno la possibilità di dissetare la nostra sete di amore, di pace, di giustizia. Davvero è come l'acqua che scende dal cielo, la parola di Dio. Il Signore ci parla spesso, rivolge a noi la sua parola, qualche volta l'ascoltiamo con le orecchie, a volte ci parla tramite una persona che viene a dirci qualche cosa, ma se ci riflettiamo un attimo vediamo che è il Signore che ce l'ha mandata. A volte il Signore ci parla con i fatti della nostra vita, di quello che ci succede, ma il Signore si rivolge a noi, cosa ha da dirci, da incoraggiarci, da sostenerci. Il Signore ci parla per consolarci quando siamo tristi, per darci nuova speranza, per dare conforto nelle difficoltà, per dare speranza, per dare la forza per poterci impegnare fino in fondo. Tante cose il Signore ha da dire a noi. E oggi ci dice quella parola di Dio che scende dal cielo, porterà il suo frutto, farà ciò per cui è stata mandata. Statene pur sicuri.
Ebbene, questo intanto è un incoraggiamento per noi, è un invito a metterci in ascolto di quello che il Signore ha da dire anche a noi. E poi è una parabola anche quella raccontata da Gesù nel Vangelo, e anche quella ci parla della parola di Dio. L'esempio è quello di un seminatore che semina il seme, getta la semente, il seme del grano perché possa crescere. Però, dice Gesù, quel seminatore ha seminato in modo un po' strano, perché una parte è finita in mezzo alla strada. E in mezzo alla strada, la strada schiacciata per bene, non erano ancora asfaltate le strade, però a forza di passarci sopra con i carri, non cresce proprio niente in mezzo alla strada. Una parte è caduta in mezzo ai sassi, c'era poca terra, ma la maggior parte era sassi. E lì, anche se spunta qualche cosa, anche se germoglia, perché un po' di terra c'è, però non c'è spazio per le radici, non c'è spazio per crescere. Non riesce a crescere un seme in mezzo ai sassi, non cresce bene. E una parte va invece in mezzo alle erbacce, ai rovi, alle spine. E lì le erbacce, i rovi crescono più in fretta e soffocano quella spiga. E invece una parte va nel terreno buono e allora produce anche 100 volte tanto. E cosa vuole dire Gesù con questo racconto? Che la sua parola, quello che lui dice, è donata con generosità. Il Signore getta la sua parola, la rivolge proprio come fa quel seminatore. E quel terreno siamo noi, sono gli uomini, i diversi tipi di terreno. Ci sono persone che è come seminare in mezzo alla strada. Quello che dice il Signore non gli passa neanche per la testa di prenderlo sul serio, di ascoltarlo, proprio come aver seminato in mezzo alla strada. Ci sono persone che sono come un terreno sassoso, qualche cosa germoglia anche un po', però dopo non c'è spazio per le radici. Quello che dice il Signore un po' entra nella tua vita. Magari quando eri bambino hai fatto la prima comunione, hai fatto anche il chirichetto forse, andavi spesso in chiesa e ti ricordavi di pregare, però quel terreno era sassoso, non c'erano radici e allora poi si è seccato tutto quanto e alla fine non è rimasto quasi niente di quello che il Signore aveva seminato dentro di te. Un po' quello che dice il Signore invece potremmo essere noi quel terreno pieno di erbacee, di spine, di rovi. Gesù dice, nella vita ci possono essere anche queste erbacce, che anche se il Signore ti dà la sua parola e tu la ascolti e inizi a crescere, però dopo le erbacce sono come le preoccupazioni. Sei preoccupato per la carriera, sei preoccupato di dover sempre primeggiare, di essere meglio degli altri, sei preoccupato per i soldi, sei preoccupato per voler mostrare appunto di essere migliore degli altri e tutte queste cose soffocano la parola del Signore. Sono proprio come erbacce, come rovi, come spine che non permettono a quello che dice Dio di crescere bene nella tua vita. Ma poi possiamo essere anche come un terreno buono, dove quello che dice il Signore lo accogliamo, lo facciamo nostro, lo facciamo crescere e allora può produrre anche 100 volte tanto. Ci sono 2 osservazioni che si possono fare. La prima è che il Signore è
così generoso nel seminare, nel dare la sua parola, potremmo dire anche ai limiti dello spreco. Sembra quasi sprecato buttare il seme in mezzo alla strada o in mezzo ai sassi, ma perché? Eppure il Signore, la sua parola, la dona anche dove è chiaro che non c'è nessuno che la accoglierà, perché il Signore non vuole tagliare fuori nessuno. Il Signore non esclude nessuno e per essere sicuro di non escludere nessuno, allora va con abbondanza. Il Signore è sempre abbondante nel seminare, anche dove molto difficilmente noi diremmo è impossibile che spunti qualche cosa di buono, che qualcuno ti ascolti. Eppure il Signore si rivolge a tutti. E l'altra cosa è che un terreno è quello che è. O sei una strada o sei un terreno sassoso, ma se quel terreno siamo noi, allora noi possiamo anche cambiare. Noi possiamo anche decidere che tipo di terreno vogliamo essere. Ecco, questa è l'altra cosa che ci sta dentro questa parabola. Se quel terreno siamo noi possiamo decidere. Io, anche se una volta sono stato come una strada, perché quello che diceva il Signore non entrava neanche dentro le mie orecchie, però adesso voglio diventare un terreno buono ed è possibile farlo. Anche se mi sono lasciato prendere dalle preoccupazioni di questo mondo e non ho più ascoltato Dio, però adesso voglio diventare un terreno buono ed è possibile farlo. Perché è per questo che il Signore è come quel seminatore che semina dappertutto, perché non si sa mai, ci può essere sempre il momento buono che decidi di prendere sul serio quello che dice Dio, di metterti ad ascoltare il suo Vangelo, di lasciarti guidare da Lui. E allora ci sarà un frutto buono, fatto di amore, di pace, di giustizia, di capacità di amare e di essere amato, di andare d'accordo con gli altri e di fare il bene verso gli altri, di trovare dalla parola di Dio la tua consolazione e la tua pace. C'è la possibilità anche per te. Anche se fino adesso può darsi che non l'hai sperimentato, oppure lo avevi sperimentato una volta quando eri bambino, ma dopo l'hai lasciato da parte. Il Signore non si arrende, perché ci vuole bene. Ecco, sono piene di significati queste parabole che il Signore oggi ci dice. Ma noi non dobbiamo aver paura. La parola di Dio è come quell'acqua che scende dal cielo. Porterà il suo frutto, farà ciò per cui il Signore l'ha mandata. E se oggi il Signore ci ha mandato un po' della sua acqua, un po' della sua consolazione, la sua parola che ci doni un po' di voglia di metterci in ascolto di Dio, di fare il bene, di prendere sul serio il suo Vangelo, questa parola qui non è venuta a noi per niente quest'oggi. Può produrre qualcosa nella nostra vita. E allora chiediamo al Signore che la nostra possa essere una vita buona, che possiamo accogliere tutte le indicazioni che ci dà Dio per vivere bene, che impariamo ad amarci così come ci ama Dio, che impariamo a perdonarci così come ci perdona Dio, e allora troveremo nell'ascoltare quello che dice il Signore la nostra gioia e la nostra pace. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Rivolgiamo a Dio Padre le intenzioni della nostra preghiera. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Per la Chiesa, in questo tempo di emergenza sanitaria, sappia portare conforto e speranza a coloro che sono segnati dal lutto, dalla sofferenza e dall'ansia per il futuro. Preghiamo. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Per gli organismi internazionali, nella ricerca di ciò che è vero, buono e giusto, tengano nella corretta considerazione la voce della Chiesa, maestra di verità e artefice di pace. Preghiamo. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Per gli annunciatori del Vangelo, lo Spirito Santo li conservi forti nella fede e lieti nella speranza, anche quando la semina avviene fra le lacrime e i frutti tardano a venire. Preghiamo. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Per noi, qui convenuti nel nome del Signore, l'ascolto assiduo del Vangelo ci educhi a guardare e a giudicare persone, fatti e situazioni con occhi misericordiosi e con cuore buono. Preghiamo. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Cogli, o Padre, le preghiere che con fiducia ti presentiamo per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
Ci alziamo in piedi. Guarda, Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni eserciti il dominio su ogni creatura e nelle tue opere glorifichi te, Creatore e Padre, per Cristo nostro Signore, e noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale.
Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Preghiamo in particolare per Bruno, Emma, Luciano, Laura e familiari, defunti della famiglia Nicolini, Laura, Luigi e Vittoria, e tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa che per la comunione a questi santi misteri si affermi sempre più nella nostra vita l'opera della redenzione. Per Cristo nostro Signore. In questo periodo, per questioni di igiene, è sempre necessario che al termine di ogni celebrazione venga ripulita la chiesa. C'è un gruppetto di persone che si fermano al termine della messa per 10 minuti, un quarto d'ora per lavare tutti i banchi, in modo che la prossima volta che veniamo in chiesa possiamo essere al sicuro. Se c'è qualche altra persona che può aggiungersi, ben volentieri, che più siamo e più si riesce a fare prima e a tenere un po' in ordine anche la nostra Chiesa. Non siamo passati prima con il cestino delle offerte, però troviate i cestini vicino alle porte di uscita, possiamo lì lasciare il nostro contributo per le spese della nostra Chiesa, della nostra parrocchia. La settimana prossima sarà la festa di Santa Margherita. Quest'anno non è possibile fare festa in maniera grande, però abbiamo programmato alcune piccole cose che possiamo fare nel rispetto dell'attenzione della sicurezza. Allora, domenica 19 luglio ci sarà anche una messa alla sera alle 18:30 e dopo la messa ci sarà anche un piccolo spettacolo qui nel piazzale della chiesa all'aperto di Dario Carturan, che riprenderà un po' la vita della nostra comunità e la proporrà in maniera simpatica. Ci sarà la possibilità di prendere insieme un aperitivo o qualche piccola cosa, quello che è possibile fare in questo momento. Un'occasione anche questa per ritrovarci insieme come comunità. Non possiamo fare grandi feste, grandi cose, però quello che è possibile farlo ci teniamo anche per sentirci insieme uniti come comunità, come parrocchia, come paese. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. E buona domenica e buona settimana a tutti.